Eccoci, ciao ragazzi. Buonasera, buonasera. Beh, stasera diretta rutilante ragazzi, perché mi sono fatto un giro sui social, come direbbero i giovani, per vedere cosa sta scrivendo la destra a proposito di Silvia Romano e io veramente sono allibito nell'osservare la pochezza, la miseria morale, la miseria umana che esonda da parte di alcune persone. È incredibile, cioè ci sono proprio delle persone che non riescono neanche a gioire di quella che è semplicemente e soltanto una bella notizia. Non ce la fanno, non c'è niente da fare ragazzi, non ce la fanno. Ci sono delle persone che sono proprio ontologicamente incapaci di provare gioia ed empatia nei confronti degli esseri umani. Devono fare polemica su tutto, devono trovare il fastidio su ogni cosa, è veramente, non lo so, è sconcertante, davvero, è veramente sconcertante. Io non so come si sia arrivati a questo degrado morale, a questo degrado umano proprio. È sconcertante. E avrò tanti esempi da farvi, perché soprattutto su Twitter, che è quasi sempre una cloaca, perché quello ve lo dirò sempre, lo ripeterò sempre, non è un social, ma ormai è diventato una cloaca da un bel po' di tempo. Ma ci sono, con delle lodevolissime eccezioni, per carità, ma ci sono non so, dei tweet, dei cinguetti, degli insulti di una veemenza nei confronti di una ragazza che vorrei sapere di che cazzo sarebbe stata colpevole, cioè dov'è, cosa ha sbagliato e cosa ha fatto e perché meriterebbe tutto questo astio, questa cattiveria da parte di persone famose e non famose. Quelle famose sono doppiamente colpevoli, non perché chi è famoso sia particolarmente intelligente per legge, anzi, spesso quelli famosi sono particolarmente imbecilli e io ne sono la prova. Ma veramente non lo so, io non ci credo. Comunque, la canzone che ho scelto, poi si parla di Silvia Romano, si parla delle parole di alcuni giornalisti o presunti tali, penso per esempio a Sallusti che ha appena ha scritto una cosa terribile su Twitter, si parla ovviamente di Feltri che è una garanzia di stronzate, quindi è una garanzia. Parlerò anche di Libero che stamattina mi ha nuovamente sbattuto in prima pagina per attaccarmi, insultarmi con un articolo vergato da quello che si pettina con i petardi e sono soddisfazioni. Devo dire che ogni 2 o 3 mesi Libero per guadagnare 3-4 copie mi sbatte in prima pagina, così le donne si innamorano della mia faccia, gli uomini dicono cazzo parlano di Scanzi quindi compriamolo e riescono a vendere 7-8 copie in più, però sono veramente la canna del gas. Di tutto questo parlerò anche di un'intervista molto bella che è uscita stamattina sul Corriere della Sera fatta a Giuseppe Conte. Parlerò anche di Salvini che è stato ospite a In Mezz'ora, io indico sempre di qua perché c'è la televisione di qua, ma lo do per scontato, tanto ormai ci si conosce da 3 mesi con queste dirette, è stato ospite a In Mezz'ora e ha parlato dei clandestini, della vicenda Caporalato, sempre con questa sua grandissima prontezza e acutezza di contenuti, ma vi dicevo, che canzone ho scelto? Ho scelto una canzone che mi sta veramente sbattendo in testa da 3 giorni, l'ho scoperta correndo sul tapirulan, è una band, è stata scritta e composta da una band che è nata all'inizio degli anni 2000, la band si è composta a Las Vegas, si chiamano i The Killers, quindi li conoscete benissimo, loro esordiscono con un brano, con un disco che si intitola Hot Fuss del 2004. Dentro questo disco, che a me piace molto, c'è una canzone che mi esalta da morire, che ha un crescendo centrale straordinario e ha soprattutto una parte in cui il cantante ripete ostinatamente, ossessivamente la stessa strofa ed è che la strofa è I got soul but I'm not a soldier, ho preso un'anima ma non sono un soldato, ed ha veramente una forza quel minuto lì che ve lo voglio dedicare. Tra l'altro quella strofa lì fu anche ripetuta durante il Live 8 del 2005 dagli U2, dai Coldplay e da Robbie Williams come tributo proprio ai The Killers. È una delle canzoni più belle che secondo me siano state fatte negli anni zero, che non sono così ricchi di grande musica, ma i Killers, i The Killers, devo dire che qualche bel brano ce l'hanno regalato e ce lo regalano. La canzone è questa meraviglia, 5 minuti perfetti. Io come cazzo ho fatto a perdermi sta canzone nel 2004? Ma che cazzo facevo nel 2004? La roba davanti. No, prima, allora, adesso cominciamo a parlare di cose che riguardano tutti. In realtà riguarda tutti anche la bella musica, dovrebbe essere così. Chi perde tempo ascoltando la musica brutta non sa cosa cazzo non sa cosa sia la bella vita e conseguentemente la bella musica. E veramente io quando vedo sti ventenni che ascoltano queste canzoni con st'autotune costantemente inserito, ma che problemi avete nella vita? Ma ascoltate la musica vera, che cazzo ve ne fate di sta robaccia? Comunque vabbè, allora, prima ridevo perché ho visto soltanto adesso una notizia
che mi fa molto ridere perché il titolo è La resa di Renzi, se rompe ci sarà l'esodo da Italia Viva, e questo ci fa capire perché Renzi abbaia ma non morde. Ma perché, cosa vuoi che abbai? O per meglio dire, abbaiare ce la fa anche. Cosa vuoi che morda? Uno che ha il 3% stitico nei consensi, nei sondaggi, e se tira troppo la cinghia, i suoi stessi parlamentari, anche al Senato, quei 17 che tengono vivo politicamente in piedi il Conte 2, se ne vanno, o per meglio dire non seguono Renzi, che si ricandiderebbe anche al prossimo giro e probabilmente verrebbe votato, perché tanto quelli come Renzi cadono sempre in piedi. A costo di iscriversi alla Lega, state tranquilli che Renzi ce lo troveremo per le prossime 74 legislature. Ma è ovvio che i pesci piccoli, cioè tutti o quasi, dentro Italia Morta, è chiaro che non lo possono seguire Matteo Renzi, e quindi lui abbaia, poi si guarda intorno, comincia a dire ma tu mi segui no, e a quel punto dice no, sarà meglio che stia calmo, che faccia le mie grandi interviste in cui sembro sto cazzo, dopodiché quando si tratta di staccare la cinghia o staccare la spina, col cavolo che lo faccio veramente. Ve lo volevo dire perché sono belle notizie, quando politicamente Renzi riesce a dare sempre il peggio di se stesso, ci riempie di gioia e ci inebria proprio il suo calvario, è qualcosa che ci riempie davvero di soddisfazione. Però io adesso veramente voglio parlarvi, e qui mi scatta un po' l'embolo, ve lo dico subito ragazzi, perché qui mi scende la catena. Ci sono delle cose che a me fanno profondamente incazzare, e quando io mi incazzo sono diversamente diplomatico. Allora, viene liberata una ragazza che era andata in Africa, la semplifico, era andata in Africa semplicemente un cavolo, era andata in Africa per volontariato, per fare del bene. Quindi va in un luogo dove il bene non c'è o c'è poco, va a rischiare la vita, lo fa per volontarietà, per gioia intima, interiore, per un grande afflato che lei evidentemente prova, per un forte senso di empatia, per un forte senso di generosità e di solidarietà, tutte cose che non c'entrano nulla con larga parte del pensiero della destra più retriva, becera, bigotta, qualunquista e zozza che purtroppo abbiamo in questo paese. Viene sequestrata, viene rapita, se la passano di mano in mano per 18 mesi, le cambiano 3-4 covi, non si riesce a liberarla, se ne perdono le tracce, si è scoperto che per fortuna da mesi il governo e soprattutto il presidente Conte sapeva che la soluzione era a portata di mano, ma chiaramente non lo poteva dire perché sono vicende che si possono rovinare anche soltanto con una parola di troppo, perché lì l'intelligence è veramente tutto delicato, tutto in equilibrio precario sopra la follia, no? Come diceva qualcuno. Alla fine viene liberata questa ragazza dopo 18 mesi di una durezza allucinante, perché si stanno scoprendo anche quello che si potrà scoprire. È chiaro che non ci diranno tutto, ma si è capito che non l'hanno trattata esattamente benissimo, come è ovvio che sia, perché le prigionie non sono mai facili. Quando viene liberata questa ragazza di 25 anni, ora io credo che in un paese normale c'è un afflato di unione, c'è un desiderio di festeggiare, ancor più in un momento storico come questo dove non c'è nulla da festeggiare, perché siamo tutti stremati, siamo tutti devastati, siamo tutti disintegrati dal dolore, dalla paura, dal terrore del futuro, ci girano anche le scatole perché dobbiamo portare le mascherine, ci girano le scatole perché ci sta saltando il lavoro, ci girano le scatole perché da settembre sarà un calvario economico, quindi una gioia ogni tanto, ma teniamocela stretta, uniamoci una volta tanto. Poi da domani si litiga sulle cazzate, sulle cose serie, però si libera Silvia Romano, gioia e basta. No, e non ci si fa. E questo è un paese dove non ci si fa, non c'è niente da fare. Questo è un paese dove bisogna litigare e spaccarci anche sulle cose belle. E questo è veramente uno dei tanti motivi per cui io ringrazio i miei genitori, perché sicuramente l'imprinting me l'hanno dato loro, che mi hanno non imposto, per l'amor di Dio, ma mi hanno in qualche modo indirizzato naturalmente verso delle idee riconducibili alla galassia della sinistra. Io ho 46 anni e ancora tendo a utilizzare queste terminologie, queste divisioni, queste distinzioni ideologiche sinistra-destra che già negli anni 90 erano abbastanza vetuste, come ebbe a scrivere e a ironizzarci su Giorgio Gaber. Però è chiaro che ci sono delle forti distinzioni tra sinistra e destra. Ecco, meno male che io sono cresciuto in una famiglia che mi ha in qualche modo orientato verso la sinistra, ma non perché la sinistra non abbia sbagliato, figuriamoci, la sinistra, anche quella italiana, fa delle stronzate gigantesche e infatti sta ormai scomparendo. Però sai, dentro il mondo della sinistra c'è comunque questo senso di solidarietà, di fratellanza, di pacifismo, di altruismo inteso come non posso essere appieno felice se non sono felici anche gli altri, sempre per parafrasare Giorgio Gaber, stavolta in Qualcuno era comunista.
Dall'altra parte invece, non dico tutti, per carità, ho tantissimi lettori e spettatori anche a teatro di destra, massimo rispetto, anzi vi ringrazio doppiamente perché mi venite a sentire, a vedere, a leggere, sebbene sappiate che non la penso come voi, quindi siete enormemente più bravi di me. Parlo di quella parte, temo maggioritaria o comunque consistente da un punto di vista numerico di destra, che dà il peggio di sé quando potrebbe avere la possibilità di fare uno scatto in avanti. Per esempio la liberazione di Silvia Romano. Ora non si tratta qui di dire bravo il governo, bravo l'intelligence, lasciamo stare l'aspetto politico, qui sto parlando di un aspetto umano. L'aspetto umano è sono contento, punto, basta. Poi lei, come sta succedendo in queste ore, forse ha appena finito l'interrogatorio, forse no, si scoprirà come è stata effettivamente liberata, l'intelligence di 007 scopriranno esattamente quello che ha provato, vissuto questa ragazza, chi l'ha sequestrata, come è stata liberata, se, come qualcuno sostiene, è stato pagato un riscatto e a quanto ammonta questo riscatto. Ma questo viene dopo e soprattutto è qualcosa che ha a che fare con chi di lavoro deve fare queste indagini. Ma non è che l'ipotesi di avere pagato o meno un riscatto o l'ipotesi che lei si sia convertita o meno all'Islam deve, e questo è un dato di fatto, come si è capito non appena è scesa dall'aereo lì all'aeroporto di Ciampino attorno alle 14 alle 2 di pomeriggio, si è capito, lo ha raccontato lei stessa, è stata una conversione che lei ha fatto deliberatamente senza che nessuno la obbligasse. Ma questo arriva dopo, questo attiene alla sfera privata, questo attiene alla sfera umana che nulla ci dovrebbe entrare con l'analisi, ma per meglio dire con l'afflato empatico del dire una ragazza è libera, torna all'affetto della famiglia, è pure italiana, sono doppiamente contento. E non ce la fanno, non c'è niente da fare, non ce la fanno. Io per esempio ho letto il tweet di quel genio assoluto che si chiama Vittorio Feltri, che ovviamente è finito anche sui trending topic di Twitter, ma tanto vabbè, finire sui trending topic di Twitter non vuol dire un cazzo. Ma insomma, Feltri ha scritto, bene, ve la riassumo, bene, bravi, l'hanno liberato, ok, adesso però diteci quanto si è pagato di riscatto. Cioè, subito a sottolineare l'elemento critico, come a dire, il sottotesto di questi discorsi qual è sempre? In fondo se l'è andata a cercare. È questo il discorso. Fateci sempre caso, la distinzione spesso tra sinistra e destra, quando c'è una persona che magari torna dopo un sequestro o che addirittura purtroppo non torna perché è stata uccisa, pensate per esempio al caso straziante di Enzo Baldoni, ve lo ricordate il caso di Enzo Baldoni? Come titolò la destra quando si scoprì che Enzo Baldoni era stato ammazzato, in maniera tra l'altro tragicamente brutale come sempre capita ai prigionieri di questi criminali efferati? Scrisse, se l'è andata a cercare. E in qualche caso scrissero pure quel coglione, quel mezzo bischero, quello scemotto che è andato lì a portare la pace, se l'è cercata e per forza che l'hanno ammazzato. Il sottotesto del tweet di Feltri è esattamente la stessa cosa. Ma non è solo Feltri, c'è una grandinata di questi pensieri, da parte di personaggi famosi e da parte di personaggi meno famosi e palesemente sottosviluppati, che non sanno minimamente di cosa parlano, che non sanno minimamente dove sia il Kenya, dove sia la Somalia, chi abbia sequestrato Silvia Romano, cosa abbia provato Silvia Romano, chi sia Silvia Romano, ma esattamente come quando vanno al bar e dicono il Milan doveva far entrare al 70° sto cazzo al posto di non so chi, pontificano su cose che non conoscono e purtroppo le scrivono sui social e noi siamo costretti a leggerle. E questi sottosviluppati, perché bisogna chiamarli come sono, persone a cui andrebbe proprio tolto il diritto di votare, il diritto di andare sui social, perché sono dei sottosviluppati, quindi noi non meritiamo, già è difficile vivere, non meritiamo addirittura anche l'onta e l'agonia di dover leggere questi minorati mentali, vengono anche sobillati da chi? Da persone famose, purtroppo, che dovrebbero dare l'esempio, ma non lo danno. E vi faccio, per l'appunto, un esempio, ve lo leggo. Questo è un pensiero, parola forte, che io ho scoperto perché l'ha rilanciato Selvaggia Lucarelli. È un pensiero di 3 anni fa, di 3 ore fa, di Alessandro Sallusti. Allora, Alessandro Sallusti, direttore del giornale, e peraltro il giornale rispetto a Libero è un capolavoro. Quindi, sai, non si parla neanche di Feltri o di Senaldi, cioè di niente, o di Facci, anche meno. No, qui si parla di Sallusti, che non è sicuramente Kierkegaard come non lo sono io, ma è comunque una persona che rispetto a Feltri e Senaldi è Dio, o comunque poco sotto. Allora, Sallustri scrive pubblicamente dai suoi profili ufficiali, credo che fosse Twitter, sì è Twitter, alle 2:40 scrive: Silvia è tornata, bene, e questa è l'introduzione paracula, ma dopo il bene in questi casi c'è sempre un ma, e infatti arriva il ma. Silvia è tornata, bene, ma
Attenti ragazzi, perché io quando l'ho letta non ci ho creduto. Cioè non riuscivo a credere a quello che veramente aveva appena scritto Sallusti. Silvia è tornata bene, ma è stato come vedere tornare un prigioniero dei campi di concentramento orgogliosamente vestito da nazista. Io ti giuro, l'ho letto, no, ci credo, fammela rileggere perché non ci posso credere. È stato come vedere tornare un prigioniero dei campi di concentramento orgogliosamente vestito da nazista. Perché? Perché lei è tornata da paesi a maggioranza islamica, è stata rapita da personaggi estremisti islamici e ciò nonostante si è convertita all'Islam e si è presentata giustamente vestita come una che crede all'Islam. E quindi, secondo il genio Sallusti, lei che è stata liberata dai civili cattolici, dal civile occidente, invece di ringraziarci, ci ha pure preso per il culo perché è scesa dall'aereo sorridente e ci ha fatto vedere il suo bel vestitino da islamica, come si vestono le donne somale. Questo è quello che ha scritto il direttore del giornale, non il barista, con tutto rispetto per i baristi di Ciggiano, no, Ciggiano ancora massimo rispetto. È quello che ha scritto il direttore del giornale, è quello che vediamo tutti i giorni in televisione, spesso anche accanto a me, e spesso dice anche, oddio spesso, a volte dice anche delle cose, a volte, vabbè. Ogni tanto dice, vabbè, è capitato che abbia detto delle cose vagamente condivisibili, ma non queste puttanate così grosse. Qui siamo veramente oltre ogni leggenda dell'impietà morale. E chiude, non capisco, virgola, e questo è abbastanza normale per Sallusti non capire, non capirò mai, e anche questo è abbastanza normale, diciamo che è ontologicamente la caratteristica di Sallusti, come di Feltri, come di Senaldi, quella di non capire praticamente nulla. Da un punto di vista politico, per carità, poi sono dei geni assoluti. Qual è il pericolo di scrivere queste cose quando non sei esattamente famoso? Cioè non hai proprio un plotone di fan, perché Sallusti, insomma, quando scrive libri, se li ha scritti, credo che non arrivi a 3.000 copie. Se facesse teatro venderebbe 6 biglietti a Milano e 0 a Roma, quindi parliamo di uno famoso, ma come pubblico suo non ha praticamente nessuno. Però è chiaro che soprattutto sui social, dove ti seguono gratis, qualcuno lo legge, lo segue e c'è. Qual è il problema se scrivi queste cose? Il problema è che tu dai la stura al marciume più abietto, perché se persino Sallusti scrive queste cose, arriva la rumenta dal basso e dice l'ha detto Sallusti, quindi anch'io adesso sparo la mia boiata. E infatti Selvaggia Lucarelli posta questo tweet di Sallusti sotto il quale ci sono 2 commenti, e io voglio anche leggere i nomi di entrambi, sperando che vengano puniti penalmente e civilmente, soprattutto il primo. La prima risposta che io... il primo commento, si fa per dire, che io leggo sotto il tweet di Sallusti è a firma Alessandro Rossi, non so se è un troll o meno, il suo profilo Twitter è @cincimbarra, ripeto, spero che venga perseguito penalmente e civilmente per quello che ha scritto e adesso vi leggo. Lui ha scritto sotto il tweet di Sallusti: lo posso dire? Lo devo dire, è una lurida troia e mentecatta, l'ho detto. Ecco, io allo stesso modo, Alessandro Rossi, dico che spero che ti sbattano in galera. O che la famiglia Romano ti faccia una querela che ti tolga i panni di dosso, come si dice ad Arezzo. Ma ti tolga tutto quello che hai, cioè niente, perché uno che scrive così probabilmente non c'ha neanche niente. Di sicuro nella testa, ma immagino che tu sia, vabbè, non voglio pensare chi tu sia, ammesso che tu abbia questo nome, che tu esista. Ma uno che scrive queste cose è uno che va non redarguito, magari, e neanche bannato, chi se ne frega del bannare. Questi vanno puniti civilmente e penalmente. E quello sotto fa il simpatico, lui meno diffamatorio ma più perculeggiante, che è un'altra cifra di molti sottosviluppati di destra, non lui è sicuramente un genio allucinante, si vede, fa delle battute da Martufello, però questo fenomeno che scrive, nessuno in ambasciata ha potuto darle abiti civili, come se in ambasciata avessero dovuto obbligare Silvia Romana a vestirla in maniera occidentale. Ma stiamo scherzando, ragazzi? Cioè, ma è diventato adesso discutibile o non più libero il credo religioso? Ma siamo alla follia. Cioè, questa ha fatto 18 mesi in prigionia, rischiando la vita ogni istante, e vi prego di focalizzare la sensazione di stare 18 mesi in prigionia. Ti cambiano sistematicamente la prigione, non sai dove cazzo sei, non sai se ti stanno cercando, magari parlano anche delle lingue che tu non conosci, sei totalmente abbandonato da tutti, non hai il conforto della famiglia, degli amici, dei compagni, di niente, torna dopo 18 mesi sorridendo, vestendosi giustamente come cazzo vuole,
E io devo leggere dei fenomeni che si permettono dall'alto del loro salotto, mentre sorseggiano un gin tonic, però si è vestita da islamica questa troia. Ma stiamo scherzando? Con dei giornalisti o sedicenti tali che alimentano la suburra morale che c'è sui social, a partire da Twitter, ma non solo su Twitter. Io non lo so, ragazzi, veramente, cioè, se non si riesce neanche a provare empatia nei confronti di una persona che ha vissuto quello che ha vissuto questa ragazza, noi siamo un paese che non ha futuro. Lo vogliamo capire che non ha futuro un paese così? Lo vogliamo capire che se questa destra va al governo siamo nella merda? E meno male, mi risulta che non abbiano parlato né Salvini né la Meloni, mi risulta, magari poi adesso mi scriverete, no, anche loro, credo di no, anzi, voglio sperare di no e voglio sperare che non arrivino a tanto né Salvini né Meloni che quando vogliono, in termini politici e dialettici e strategici, rispetto a Sallusti, a Feltri, a Senaldi, sono degli intellettuali, quindi voglio sperare che non arrivino a questo livello, né che pensino le stesse cose che ho appena letto avere scritto Sallusti. Però ragazzi, la destra spesso è anche questa roba qua, in Italia e non solo in Italia. Io ho paura quando leggo queste cose, ma non paura perché se ci fossero loro al governo ci toglierebbero le libertà, per quanto qualcuno nella destra sognerebbe di fare pure quello, ma avrei paura moralmente. Ma che roba è? Ma che pensieri sono? Ma l'avete visto l'abbraccio di questa ragazza quando ha abbracciato la sua famiglia? Cazzo, ma abbiamo il coraggio anche di commuoverci di fronte a momenti del genere. Non è vergognoso piangere o commuoversi di fronte a una ragazza che ritrova i genitori dopo 18 mesi di prigionia? Ma siamo veramente diventati tutti col cuore foderato di ghisa? Io non lo so, veramente. Cioè, scusate se ho fatto questa digressione accorata e arrabbiata, ma veramente non ne posso più. Cioè, ne ho pieni i coglioni, ragazzi. E visto che comunque qualcuno tra voi c'è, anche oggi siamo addirittura più di 50.000, che è allucinante, di domenica sera dopo il lockdown, scusate se insieme condividiamo la rabbia, perché io non ne posso più. Cioè, se veramente ci spegniamo anche il cuore, perdonate questa frase un po' non lo so, da bacio perugina, e allora è la fine. Siamo alla canna del gas. Ed è chiaro che detto questo, poi tutto il resto diventa meno importante, perché io volevo anzitutto dirvi questa cosa qua. Poi certo ci sono altre cose che mi hanno colpito. Mi hanno colpito nella vicenda, nella giornata odierna. Per esempio mi ha colpito, e anche qui non siamo sempre dalle parti dell'attacco astioso come quello di Sallusti, e non solo di Sallusti nei confronti di Silvia Romano, però siamo sempre a quell'atteggiamento che ha la destra nei confronti del debole. Adesso alludo nella maniera specifica all'intervista che ha fatto Matteo Salvini 4 ore fa a In Mezz'ora su Rai 3, ospite di Lucia Annunziata, e anche lì, ragazzi, stava parlando del caporalato, della proposta Bellanova, dell'idea di regolarizzare delle persone che vivono da tempo in Italia, e quindi tanto vale regolarizzarle, perché se le regolarizzi probabilmente le togli dal giogo della schiavitù, perché il caporalato, ragazzi, è schiavitù. I braccianti clandestini, che poi spesso sono clandestini per colpa di leggi carogna fatte dalla destra, perché anche questo bisognerebbe ripeterlo spesso. Spesso i clandestini sono clandestini perché ancora valgono leggi come la Bossi-Fini. Quindi è ovvio che sono clandestini, bisognerebbe ripensarla a monte il concetto di clandestino, ma non voglio arrivare così a tanto. È chiaro che se quei braccianti sono schiavi, italiani non solo italiani, sono schiavi. Se tu li regolarizzi, ci può essere il rischio che nella maglia dei 600.000, 400.000, 500.000 c'entri anche qualche zozzone, sicuramente. Ma quegli zozzoni, italiani e non solo italiani, ci sono già in Italia. E magari se li regolarizzi, li puoi controllare ancora di più. E per 5 che vengono regolarizzati in maniera ingiusta, moralmente ingiusta, ce ne saranno 95 su 100, o 90, fate voi la cifra, che magari verranno regolarizzati, avranno una vita migliore, che meritano, e magari faranno anche dei lavori, e quindi gli egoisti italiani, come noi spesso siamo, dovrebbero pensare anche a questo calcolo, faranno dei lavori che noi non vogliamo più fare. Perché parliamoci anche chiaro, spesso fanno dei lavori questi poveri cristi, che noi, io per primo, non faremo neanche 5 minuti. Altrimenti ci va il signor Salvini a lavorare sui campi, si mette quelle belle calosce, va sui campi, sul fango e si mette a lavorare. E lo faccio anch'io, intendiamoci, perché io sono uno che non l'ha mai fatti questi lavori come lui. E invece Salvini, ecco, ho trovato il pezzo, faceva le battute, parlava con il sindacalista Abubakar Sumaoro, non riesco mai a pronunciarlo, che giustamente gli diceva, sì, Salvini, metta gli stivali e venga nei campi con noi. E lui faceva le battute. Ora scioperano i clandestini, ma in che paese viviamo? Perché i clandestini? Quelli che lavorano nei campi hanno detto, ragazzi, se non ci regolarizzate, noi non facciamo più questo lavoro.
che mi sembra anche il minimo sindacale, ragazzi, perché li pagano poco, non sono regolarizzati, li trattano come schiavi, ci manca solo che noi italiani si dia per scontato che loro lavorino zitti e al massimo ti si dà un permesso di soggiorno aggiuntivo allungato di 1 o 2 mesi, dopodiché non ci rompere i coglioni. Perché questo è quello che vorrebbe fare Salvini e vorrebbe fare la destra. Io insisto, il problema dei clandestini c'è, il problema dei clandestini, dei migranti illegali, irregolari, esiste sicuramente, è complesso, figuriamoci se lo tocco alle 19:30 del 10 maggio in una diretta Facebook, che voleva essere più leggera e non sta venendo leggera come credevo. Però quella proposta lì di regolarizzare molte persone che ne hanno bisogno è sacrosanta, lo deve capire una volta per tutte anche il Movimento 5 Stelle, e non lo si risolve il problema con difese o prese di posizione fortemente identitarie che hanno anche un vago sapore razzista, e qui non faccio nomi perché ci siamo capiti e sapete benissimo a chi mi sto riferendo. Piccola digressione su Salvini, più ironica, sta circolando un video che io domani metterò anche sulla mia pagina Facebook, che è meraviglioso. Chi mi segue da tempo sa bene come io ironizzi spesso su Salvini, perché Salvini è uno che quando parla in televisione, nei comizi, fa sempre le liste della spesa. Ci avete fatto caso? Perché noi lo facciamo per gli artigiani, per i braccianti, per i commercialisti, per i panettieri, per i commercialisti, per gli idraulici, per i magazzinieri, per i macchinisti, e va avanti 3 ore e mezza. E poi noi lo facciamo per la Toscana, per la Puglia, 2 coglioni. Veramente asciuga il glande, provoca una frantumazione delle gonadi che è sconcertante Salvini quando fa questi interventi. Martedì sera è stato ospite a Carta Bianca, una bella intervista che ha fatto, soprattutto Bianca Berlinguer, mi permetto di dire, diciamo che Mieli era meno pugnace. Bianca Berlinguer le ha fatto una bella intervista, veramente forte, vera. Lui ha fatto una lista su lista su lista. Partiva 40 secondi di lista, poi altra domanda, 40 secondi di lista. Un genio, non so chi, ha fatto un melting pot, un blob, con tutte queste liste, questi elenchi, queste elencazioni che ha fatto martedì sera Salvini da Bianca Berlinguer. È 1 minuto e mezzo esilarante, sta già circolando, però domattina lo pubblicherò. È bellissimo e secondo me in quegli 80-90 secondi c'è tutta la pochezza infinita dialettica di Matteo Salvini. Se veramente uno così è il leader di quello che è il partito teoricamente più votato, stando ai sondaggi d'Italia, questo non depone granché a favore dell'intelligenza italiana, che invece è notoria e indiscutibile. È uscita anche una bella intervista, ragazzi, ve lo dicevo prima, una bellissima intervista che è stata fatta dal Corriere della Sera a Giuseppe Conte. Non ve la leggo, vi riporto alcuni passaggi che mi hanno colpito, voglio però anche dirvi 2 cose che leggo. Per esempio, allerta in Germania, risale l'indice di contagio, attenzione agli sviluppi dei prossimi giorni. Questo lo leggo per i fenomeni che criticavano e criticano il governo italiano perché ha fatto troppe strette, ha stretto troppo la cinghia, ha creduto nel lockdown come tutti poi hanno dovuto fare, compresi certi paesi come la Svezia che facevano i fighi e poi si sono ammalati. La Germania che ha aperto troppo presto, adesso in queste condizioni qua, ed è la Germania civile, intelligente, con molti meno problemi economici di noi, con una sanità che funziona molto più della nostra, quindi state molto attenti e stiamo molto attenti all'ipotesi di riaprire tutto o molto a partire non da domani perché non capiterà, ma a partire, come sembra ormai praticamente sicuro, se saranno buoni i dati da qui al 18, dal 18 maggio, perché sembra praticamente sicuro, nell'intervista di Conte viene praticamente detto in maniera chiara proprio da Giuseppe Conte, che dal 18 maggio bar, ristoranti, estetisti e parrucchieri apriranno e sono dei luoghi dove il contatto è, aggiungo io per fortuna, obbligatorio. Quindi bene, vuol dire che ce lo possiamo permettere se lo faremo, ma stiamo molto attenti. La Germania è lì che ce lo dice, la Svezia è lì che ce lo dice. L'altra notizia che volevo citarvi riguarda il MES. Gentiloni ripete 36 miliardi a tassi vicini allo zero, quindi prendiamoli, dice Gentiloni, anche Toti, cioè il centrodestra, apre, li prenderei per poi spenderli subito, dice Toti. È chiaro che questo sarà una divisione in seno al governo perché il PD li vuole, Leo o MDP li vuole, Renzi figuriamoci li vuole, i 5 Stelle no, Conte no. O meglio, non è che non li vogliono 5 Stelle e Conte, dicono loro prendiamoli come ultima cosa, ma prima prendiamo il Recovery Fund, perché attraverso il Recovery Fund potremo ottenere molti più soldi e tra l'altro con interessi lì sì veramente a zero, rispetto ai 30 miliardi, forse senza interessi del MES, magari in quell'altro modo ne potremo prendere 60, 70, 80, ma non mi sembra che sia né l'indicazione della maggioranza di governo, né peggio ancora, l'indicazione della maggioranza dei paesi
membri europei, quindi sarà una battaglia molto molto difficile per Conte e per il governo italiano, anche perché ci arriviamo, come spesso capita a noi italiani, un po' sgarruppati, uno che dice una cosa, uno che dice l'altra. Vi ho citato più volte l'intervista del Corriere della Sera a Giuseppe Conte, l'intervista di Giuseppe Conte al Corriere della Sera, gli autori sono Monica Guerzoni e Marco Galluzzo, è un'intervista molto bella che chiaramente parla anzitutto, cioè non anzitutto, parte raccontando anzitutto la liberazione di Silvia Romano e poi elenca altre cose. Mi ha colpito appunto questa conferma, questa certezza, questa indicazione chiara da parte di Giuseppe Conte di aprire il 18 maggio quei settori che vi ho appena citato. Lui non dice sicuramente li apriremo, però dice se il 14, 15, 16 maggio i dati che avremo saranno quelli che speriamo di ottenere, speriamo di avere, noi a quel punto sì, il 18 maggio riapriremo i parrucchieri, i bar, i ristoranti e gli estetisti. È ovvio che io lo spero, è ovvio che io lo auspico, però do per scontato che se verrà fatto questo passo 2 settimane prima del previsto, cioè 2 settimane prima del 1° giugno, perché così c'era stato detto il 26 aprile, speriamo di potercelo permettere. È chiaro che Conte ha parlato anche di elementi politici e ha fatto delle riflessioni politiche, per esempio ha detto che secondo lui Italia Viva non romperà, non strapperà, perché, lo cito a memoria, a volte Italia Viva è vivace, ha detto Conte, però poi alla fine risulta sempre molto fattiva la collaborazione tra noi e Italia Viva. È chiaro che non poteva dire diversamente. Te lo immagini avesse detto al Corriere della Sera, sì, mi sono rotti i coglioni da avere Renzi al governo. Probabilmente lo pensa, dubito fortemente che lo possa espletare o che lo possa annunciare così esplicitamente. Sul MES non ha fatto una retromarcia, insiste Conte nel dire voglio il recovery fund, ha condannato ferocemente, e ci mancherebbe altro, quegli imbecilli che lunedì il 5 maggio sui Navigli hanno fatto quello che volevano e si sono assembrati per fare l'aperitivo, tra l'altro davanti a locali che spesso erano anche chiusi, quindi vorrei anche capire tecnicamente come ha fatto a fare questi aperitivi. Lui dice che il governo dura e quindi staremo a vedere se sarà vero oppure no. L'ultima cosa che voglio dirvi, un'altra cosa che voglio dirvi, è una piccola notazione di tipo personale e riguarda quello che è uscito stamattina sulla prima pagina di Libero, perché, come vi dicevo a inizio diretta, Libero ogni 3-4 mesi, per guadagnare un po' di pubblico, per guadagnare un po' di lettori femminili e maschili, mi sbatte in prima pagina, così crea un po' di polemica e cerca di ottenere un po' di visibilità in più, sperando poi che io gli risponda sui social e che quindi si generi un po' di polemica. Ora io gli ho risposto su Facebook e non solo su Facebook, ma non perché sia rimasto ferito, colpito dalle parole dell'autore dell'articolo, che vabbè è Filippo Facci, quindi ti puoi aspettare ben poco da Filippo Facci, già basta vedere come si pettina un uomo così, è una persona straziata anche da livello tricologico, per non dire a livello neuronale. Però quello che io volevo dire a quel che resta di Libero, a quel che resta di Facci, è che ogni volta che loro parlano di me, mi sbattono in prima pagina come se fossi il mostro di Milwaukee, io sono contento, perché il mio terrore è svegliarmi una mattina con gli amici che su WhatsApp, che si sveglia molto prima di me, mi scrivono alle 9, 9 e mezza di mattina: oh, ma lo sai che Repubblica ti ha messo in prima pagina con un articolo di Michele Serra che dice sei una grandissima testa di cazzo. A quel punto direi, sai, Michele Serra, non sempre sono d'accordo con lui, però è Michele Serra. Augias ha detto che sei uno zozzo. Sì, anche Augias a volte sono in disaccordo con Augias, però è Augias. Porca miseria, che ho fatto per essere così antipatico ad Augias improvvisamente? Se Travaglio dicesse Scanzi è stata l'assunzione più idiota che abbia mai fatto, a quel punto mi girerebbero un po' le scatole, comincerei a dire che ho fatto. Pensavo di essere bravo, no, cioè, discreto, di meritare il mio piccolo ruolo nel Fatto Quotidiano, ma perché mi dicono queste cose? Se lo dicesse Peter, Gomez, Padellaro, Lillo, Cinzia Monteverdi, ma se lo dicessero le persone che stimo, e sono tantissime, se lo dicesse Cacciari, se me lo dice Libero, ragazzi, io sono contento, io ve lo dico, ogni volta, amici miei, si fa per dire di Libero che mi sbattete in prima pagina, insultandomi in una pagina intera, come aveva già fatto prima Renato Farina, alias agente Betulla, e adesso l'uomo che si pettina coi petardi, Filippo Facci. Quando fate queste cose io sono contento, perché sono medaglie a petto. È come quando ti attacca Gasparri, o come quando ti attacca Berlusconi, come quando ti attacca Salvini, sono gioie. Quindi io non solo non mi arrabbio nei confronti dei vostri articoli, ma io vi dico continuate, perché è bello. Perché è bello svegliarsi la mattina e vedere che mi odiate così tanto, che rosicate così tanto, che vi inventate delle puttanate totali pur di attaccarmi
ed è bello, è meraviglioso. Ancor più poi notare come gli attacchi più frontali me li avete fatti con le vostre firme peggiori. Non so se esistano delle firme migliori, perché firma migliore e Libero messi accanto è un po' difficile. Cioè Libero è veramente il giornale più brutto del mondo anche dentro la destra. Il giornale è 1000 volte meglio, La Verità è 100.000 volte meglio. Libero è veramente il giornale del poro asciugamano. Però avete scelto Renato Farina, che fece un articolo di merda totale quando uscì il Cazzaro Verde. Poi avete fatto scrivere i pezzi a Vittorio Feltri, e ora ragazzi, cioè Vittorio Feltri ormai ha la credibilità non so, di chi smilicia, siamo a quei livelli lì, anzi chi smilicia credo che politicamente avesse più struttura e più lucidità e più nitore politico rispetto al Feltri attuale, Feltri Vittorio per carità. Adesso mi ci buttate pure Filippo Facci, cioè uno che nella vita l'unica cosa che ha fatto è stato il postino di Bettino Craxi, cioè, di che stiamo parlando? Chi sarà il prossimo autore di un articolo su Scanzi? Ditemelo, chi cercate? Il merda? Non so, il poro asciugamano? Io non riesco, mi affascina vedere questo crollo che voi state proprio alimentando per cercare qualcuno che tra l'altro si deve esporre alla mitraglia, perché non appena ovviamente attaccano me, io gli rispondo sui social e questi qui vengono disintegrati, perché sai, Facci è così, io appena più grande da un punto di vista social e non solo, e questo lo spettini ancora di più. Però ragazzi, che vi devo dire? Se volete continuare a farlo, io vi esorto a continuare a farlo, perché i vostri attacchi sono un balsamo. Leggero, perché la vostra importanza è relativa. Diciamo che se mi attaccasse Trump sarei più contento. Però comunque è come, non so, come il cioccolatino dopo il caffè, che se non c'è uguale, ma se c'è, tutto sommato, ti dà quel tocco di dolcezza che ti appaga tutta la giornata. Questo volevo dirvi ragazzi, vi ringrazio perché abbiamo superato i 50.000 contatti live, che è spaventoso di questi tempi, ma veramente spaventoso. Sono molto contento perché è ovvio e per fortuna negli ultimi giorni i social si sono svuotati, perché usciamo più di casa, perché andiamo a fare le passeggiate, perché per fortuna il lockdown non è più così stringente, quindi tutti sono tornati molto bassi come numeri anche nelle dirette. Il fatto che ancora riusciamo a fare più di 50.000, ma anche più di 30.000, già è un miracolo. Vi ringrazio tanto e colgo l'occasione anche per ringraziarvi tanto perché su questa pagina abbiamo superato il 1.600.000 fan, cifra meravigliosa che mai avrei pensato di superare, e su Instagram, dove sono da 5 mesi, perché sono 5 mesi che lo uso, siamo già arrivati a 200.000, che è una cifra molto molto alta, tenendo conto che politici che vivono su Instagram hanno tipo 20-30.000 follower, più di 200.000, quindi più di me. Quindi grazie, e su Instagram vi dico anche questo, e quindi spero che vi colleghiate e vi iscriviate e diventiate follower anche su Instagram del sottoscritto. Dalla prossima settimana, anzi già da questa, cercherò di fare molte dirette su Instagram, solo su Instagram, che siano però extra politiche. Quindi magari alle 5 di pomeriggio, 2-3 volte alla settimana, aprirò un mio spot, la mia diretta su Instagram, e farò delle chiacchiere con degli amici, come già sta succedendo, ho fatto anche qualche giorno fa, sul vino, sulla musica, sul tennis, parlerò con dei colleghi, quindi farò delle dirette, che ne so, per esempio con Luca Sommi, vorrei coinvolgere Marino Bartoletti e fare una bella chiacchierata con lo sport, sullo sport, vorrei coinvolgere degli amici enologi o uomini del mondo del vino per fare una chiacchierata sul vino. Quindi se mi seguite anche su Instagram probabilmente vi fate qualche risata in più, vi fate meno sangue amaro perché parlo meno di politica lì, e scoprirete anche un lato diverso, non solo di me, chi se ne frega, ma un lato diverso della comunicazione. Ci divertiremo parlando di tante altre cose, vino, musica, eccetera. Questo vi volevo dire, adesso basta perché Scanzi ci ha rotto i coglioni. Fatevi un bel aperitivo anche alla facciaccia mia e alla facciaccia di quei sottosviluppati che ho citato inizio diretta, e consentitemi ancora un grande, totale, infinito abbraccio a Silvia Romano e alla sua famiglia. Ciao ragazzi!